La sbandata con Brescia è stata messa alle spalle dal Bisonte Firenze. Le azzurre tornano ad ottenere una vittoria da 3 punti in campionato davanti al pubblico amico. Un successo che le proietta addirittura al secondo posto in classifica, scavalcando Novara. Dall'altra parte la Bosca San Bernardo Cuneo conferma di essere in un momento di difficoltà, avendo subito la terza sconfitta consecutiva. E pensare che il primo set davvero rocambolesco era stato proprio vinto dalla compagine allenata da Andrea Pistola, la quale, dopo essere stata a lungo sotto, era riuscita ad avere una grande reazione grazie all'ingresso in campo di Ungureanu. Dapprima c'è stata la rimonta biancorossa da 6 punti di svantaggio, poi anche la vittoria 27-25 ai vantaggi. Protagonista appunto la Ungureanu, che ha avuto il suo quarto d'ora di furore agonistico prima di spegnersi, ma anche Candy, ex di turno, implacabile al centro. Un andamento di primo set che avrebbe dovuto dare una spinta alle biancorosse e che poteva affossare le padrone di casa. E invece sul campo è successo l'esatto opposto. In pratica da quel momento in poi è finita la partita per Cuneo, che nella seconda frazione non entra minimamente in campo, perdendo per 25-14, patendo oltremodo le battute tutt'altro che irresistibili del Bisonte. E il terzo set non è molto diverso, anche perché Wakalor sale in cattedra, Dalderop resta costante su giri alti, mentre di là calano tutte, con l'eccezione della Vanek, che è stata anche la miglior marcatrice dell'incontro, con 24 punti. Il quarto set, che si chiude con lo stesso risultato del terzo, è comunque più combattuto. Scambi lunghi, grandi difese, ma gira che ti rigira, alla fine c'è spesso il Bisonte a festeggiare e a chiudere il conto, portandosi dietro una classifica da sogno ad una settimana da grande derby con Scandicci. Dunque, vittoria interna per il Bisonte Firenze contro la Bosca San Bernardo Cuneo per 3-1, con i parziali di 25-27, 25-14, 25-18, 25-18. Dietro la Vanek, che ha totalizzato 24 punti, si sono distinte Dalderop con 23 e Wakalor con 20, entrambe del Bisonte.